esposta al MoMA Museum di New York. Andy è stato, diciamo, colui che ha iniziato una tipologia di arte, perché sia per il periodo nel quale è nato, sia per quello che lui ha fatto, è stato il precursore di un'arte moderna. E va racchiudendo tutto quello che era l'emblema della vita del momento, tra cui soprattutto la sua e tutte le caratteristiche legate alle sue passioni, legate alla sua creatività o voglia di trasgressione. E quindi in questo caso noi vediamo invece un'arte creata da lui che poi è stata utilizzata nell'emblema pubblicitario ed è diventato un'icona pubblicitaria. Questi sono barattoli della zuppa che alla fine lui mangiava tutti i giorni, quindi sono 32 perché all'epoca Campbell's faceva 32 tipi di zuppe. Ciao, sono Luna Stanford Marrone. E non sono soltanto una ricercatrice studiosa e appassionata di simbologia, ma sono nata e cresciuta nei simboli. Sì, perché già i miei nonni erano appassionati ricercatori, studiosi, architetti, ingegneri. Sono cresciuta in un ambiente che ha fatto sì che io potessi vedere quelli che sono i significati nascosti nei simboli. Mi sono appassionata al loro significato che va oltre quello che noi vediamo. È un significato che raggiunge l'anima. Ho deciso così, per questo motivo, di farne una professione e di raccontarvi quello che c'è dietro ad ogni simbolo. Seguitemi sulle mie pagine.